Siamo qui per Ilaria, siamo qui per Sara, ma siamo qui per tutte quelle che quest'anno sono state ammazzate da degli uomini e sono già la 22esima e la 23esima donna di quest'anno. Un flash mob a Venezia per ricordare con rabbia e dolore Sara Campanella, Ilaria Sula e tutte le vittime di femminicidio. Organizzato dal collettivo universitario Liberi Saperi Critici e dal laboratorio occupato Morion, il flash mob si è concluso sul ponte di Rialto dopo una prima fase in campo San Bortolo. Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Rabbia e dolore sono i sentimenti che vengono urlati dai manifestanti, ma è solo una parte del messaggio lanciato da Venezia, un messaggio che è politico e chiama in causa lo Stato italiano, accusato apertamente di inadeguatezza e inefficienza alla luce di una drammatica lista di omicidi che pare non avere fine. Uno Stato che non si assume le responsabilità e rifiuta di promuovere un cambiamento, che rifiuta di investire nei servizi di prevenzione alla violenza di genere e nei centri antiviolenza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Non saranno leggi restrittive e punitive sul femminicidio, perché non serve agire quando siamo già morte con misure più severe, ma serve prevenzione, serve educazione per produrre davvero un cambiamento. Le morti di Sara Campanella e Ilaria Sula lasciano ancora una volta sgomenti. Entrambe sono morte a 22 anni, uccise a coltellate da due ragazzi poco più grandi e reo confessi. Sara per strada a Messina da un compagno di università, Ilaria dal suo ex fidanzato. Il suo corpo è stato ritrovato in una valigia in un dirupo a 40 km da Roma. Siamo costretti a leggere di bravi ragazzi, di raptus, di momenti di gelosia e di quanto siano appunto dei bravi ragazzi che nessuno si sarebbe mai aspettato che facessero niente di simile. Questi ragazzi però altro non sono che bravi quanto volete, ma i figli sani di un sistema che è marcio e che si basa sulla cultura dello stupro, sulla cultura del possesso. Non sono i figli di altre culture, ma sono i figli sanissimi del patriarcato, italianissimi e bianchissimi molto spesso.